Mister Allegretti, peccato perché Chievo, soprattutto nel primo tempo, stava giocando bene, è andato in vantaggio, poi alla lunga è venuto fuori l'ospitaletto. Sì, peccato, insomma, è arrivata la sconfitta, non eravamo più abituati. L'analisi che faccio nell'immediato è quello che nonostante abbiamo perso, abbiamo tenuto testa alla prima in classifica, qualche episodio sicuramente discutibile, soprattutto l'episodio nel primo tempo che poteva determinare il secondo giallo, invece non è stato neanche fischiato, però sarebbe riduttivo attaccarsi a quell'episodio e anche altre scelte così così. È giusto analizzare una sconfitta e come ho detto, nonostante abbiamo perso e abbiamo tenuto testa a loro, abbiamo dimostrato che siamo a un livello alto, perciò insomma la capacità di una squadra forte come la nostra deve essere anche quella di accettare le sconfitte, analizzarle in maniera molto serena perché comunque possono capitare. Ci sono stati tanti aspetti positivi nonostante la partita non è andata come volevamo, perciò pensiamo alla prossima. A fare la differenza forse poi è stata la panchina, o meglio gli uomini che sono entrati, loro comunque con Barua, il fratello di Balotelli, comunque hanno messo anche giocatori fisici e forse un po' più freschi, e quindi poi alla lunga è venuto fuori, se nel primo tempo meritava più ai punti la tua squadra, nel secondo tempo verso il finale sono venuti fuori fisicamente soprattutto gli avversari. Ma è una questione di caratteristiche, direi di sì, insomma con l'ingresso di Enoch hanno messo più fisicità e su un campo del genere dal 70° in poi è chiaro che fa la differenza. Noi abbiamo dei cambi che secondo me sono molto validi, è chiaro che su un campo difficile come il nostro e pesante probabilmente non è il massimo per esprimere le loro qualità, ma come ho detto al di là di quello insomma l'importante è avere la capacità di accettare una sconfitta perché può capitare, va bene così, insomma io sono orgoglioso tanto quanto le 10 partite che avevamo da risultati positivi della squadra anche oggi, quindi va bene così. Un atteggiamento che sicuramente ci portiamo per la prossima, una Pro Sesto da andare a trovare in casa loro. L'atteggiamento è sempre lo stesso, tutti gli allenamenti, tutte le partite, quindi non è una vittoria o una sconfitta che ci fa risultare più scarsi o più bravi. Noi abbiamo una nostra identità, l'importante è non perderla e soprattutto, come ho detto, perché diventa fondamentale e lo ripeto, la capacità di accettare il risultato. Quindi oggi non è di certo una giornata nella quale possiamo, ahimè, festeggiare, però c'è stata comunque una prestazione importante e ci portiamo a casa questo. Grazie mister. Grazie.